Allora, buongiorno, lunedì 31, siamo bianchi come la camicia del titolare, delle tre sorelle, è un momento difficile, oggi avremo dei responsi, ma non diremo perché, siamo sempre con, uno sta già dormendo, Vincenzino Sette Bellezze e facciamo una barzellettina dedicata a te. Posso dedicarti a barzellettina a te? La tua attività sessuale? Enorme. Boh, allora cambiamo via, cambiamo. No, allora c'era questa signora sui 40 anni, una bella donna, signora bella, che aveva il marito che non era tanto più disponibile, sempre legge il giornale, sonno, stanco. Allora va dal ginecologo, dice, guarda, fa la visita, no, signora, beh, sì, però io ho ancora desiderio, ma mio marito, sì, non c'è qualcosa, dottore, che può darmi per risvegliarlo, non so, sai cos'è il Viagra, ma signora, prima del Viagra, ma lei fa, ma io guardi che faccio roba, sì, ma bisognerebbe che anche lei, prima di dargli pastiglie, bisognerebbe che stimolare il marito, dopo tanti anni, no, cosa dici tu, ma stimolarlo, fare qualcosa, sì, ma io cerco, vado, lo chiamo lì, sul divano, che legge sempre il giornale, il messaggero, mi lo sa, ma signora, lei vada, guarda, un consiglio mio, perché ho provato, vada in quei sexy show, prenda qualcosa di bello, di intimo, di roba, no? Una roba un po' particolare, no? Si faccia magari consigliare da una sua amica. Boh, e dopo in caso, se proprio non funziona neanche con questa roba qua, torni qua e vediamo di dare qualcosa, grazie. Allora lei va con una sua amica che era un po' sporcacciona, va in questo, sì, sì, in questi sexy show, così che le prende un corpettino nero, sotto quello attilato che va fin su, stivali quasi asciellari neri col tacco alto così, mascherina, sai tu come, sai, proprio, e il frustino, no? Boh, spettacolo. Allora lei si veste, il marito nel divano, lì sai che guarda il giornale, lei arriva lì tutta vestita, si appoggia, sai, comincia a fare col frustino, amore, e lui niente, amore, e lei tutta pronta, sai. Lui, amore, questo qua si tira sul giornale, la va e fa. Di Zoro, cosa c'è per cena stasera? Ci- ci- Allora lì, proprio non voleva. Dai. Cominciamo bene. Vi ricordo, se oggi avremo dei responsi giù, l'11 luglio in Castello, Galax and Friends, o meglio Galax con Raul Cremona, la famosa serata che dovevamo fare rinviata per Covid già 2 volte, dovevamo fare a teatrone, il comune ci ha dato la possibilità di fare 1000 persone al Castello di Udine, Galax e Raul Cremona. I biglietti adesso ci sono su Facebook, il numero di telefono, chi aveva già il biglietto può cambiarlo in quella serata lì, eccetera, eccetera. Quindi dai, ci stiamo muovendo sempre a Covid piacendo e a Dio piacendo. Ciao, ciao, ciao.